L'avvio della stagione dello sci quest'anno in regione riguarda anche la nuova arrivata Sappada. Con il passaggio al Friuli Venezia Giulia gli operatori turistici e i gestori degli impianti si aspettano un nuovo impulso. Francesco Rossi. Famiglie e tanti bambini si godono la prima neve a Sappada, 1300 gli abitanti, ma nella stagione invernale si raggiungono le 20.000 presenze. E ormai la cittadina dolomitica si sente a pieno titolo appartenente al Friuli Venezia Giulia, come conferma il direttore della scuola di sci Claudio Piderhofer. Sappada ha iniziato la sua storia turistica con i triestini, che poi hanno continuato a frequentare questi posti e lavoriamo tantissimo, sono tantissimi friulani che hanno la seconda casa qui. Nei fatti c'è già una collaborazione, spiega il responsabile degli impianti Daniele Kratter. Noi da anni abbiamo una collaborazione con Promoturismo FVG, per cui la carta neve, che è lo ski pass che consente di sciare sugli impianti, vale per tutti gli impianti del Friuli Venezia Giulia e anche per Sappada. A breve abbiamo calendarizzato un incontro con i vertici di Promoturismo dove andremo a parlare di prospettive e di iniziative. Piste e lezioni di sci nel giorno di apertura erano gratuite per grandi e piccini e per i più piccoli c'è Nevelandia che nelle prossime settimane, assicurano i gestori, si arricchirà di nuove attività. Ci sono i gonfiabili e poi i gommoni, sulla neve ci sono i mini quad, un sacco di cose. È sempre un piacere tornare qui. La neve a Sappada è sempre stupenda. Oggi c'è una giornata fantastica. Noi abitiamo a Padova e siamo venuti qui per approfittare di questa bellissima giornata di sole proprio regalata. Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Bolzonello ha definito Sappada un'opportunità, assicurando che una volta perfezionato il trasferimento entrerà a pieno titolo nella programmazione turistica della regione. Da parte loro, commercianti e gestori degli impianti auspicano che la nuova appartenenza regionale porti maggiore attenzione alla montagna e magari un aiuto concreto.